Tante le iniziative organizzate dal Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, presieduto da Mariella Antinoro. Tra queste quella denominata Aggiungi un posto a tavola, dove sono stati distribuiti pasti caldi per la Caritas diocesana di Agrigento e sono stati consumati dagli assistiti della Caritas durante la cena domenicale. Continua l'attività del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, rivolgendo costantemente lo sguardo verso le fasce più deboli, che sono ancora rese più vulnerabili dalla pandemia, ed è per questo che abbiamo dato vita al service distrettuale Aggiungi un posto a tavola, diretto brillantemente dalla carissima amica l'avvocato Daniela Cannarozzo Di Pasquali. Abbiamo nel mese di ottobre e dicembre abbiamo donato derrate alimentari affiancando i fari di luce che operano nella nostra comunità, mentre questo mese, proprio oggi, ci siamo appoggiati alla Caritas grazie al dottore Valerio Landri. Abbiamo rivolto la nostra attenzione alla Caritas donando un pasto caldo ai commensali nella cena di domenica. Sì, è con grande gioia che abbiamo accolto la proposta del Lions Club di Agrigento di sostenere l'attività della Locanda di Maria, che ogni sera offre un pasto a circa 80 persone, italiane e straniere, che vivono soprattutto in questo momento una grande difficoltà economica legata al blocco delle attività commerciali o comunque del lavoro che spesso è anche un lavoro molto precario per i nostri beneficiari. Ieri abbiamo potuto, grazie al contributo dei Lions, distribuire un pasto caldo a circa 80 persone, come dicevo. Per noi è importante costruire delle reti di collaborazioni, perché solamente lavorando insieme si riesce a fare il meglio per chi vive nel bisogno. Tanti gli altri settori interessati, nonostante le limitazioni dovute al Covid-19. In questo periodo il nostro sguardo si è rivolto pure, attenzionato altre associazioni come il Centro Aiuto Vita. Abbiamo rivolto la nostra attenzione al Centro Trapianti, che in questo particolare momento, con il calo delle donazioni degli organi, ci ha chiesto aiuto per poter rendere i comuni della provincia virtuosi per la scelta in comune. Devo dire che anche con l'AIDO abbiamo intrapreso un percorso, punto di riferimento il professore Salvatore Urso, che opera nella comunità di Favara, ma opera pure in tutta la provincia. Al centro del nostro Monto Lions teniamo costantemente vicini i giovani, e mentre in momenti normali entravamo nelle scuole per dialogare con loro, per trattare tanti temi, in questo momento di pandemia non ci siamo fermati, riusciamo a raggiungerli in una stanza virtuale come la settimana scorsa con il service Interconnettiamoci ma con la testa, dove si discute si è discusso di opportunità e rischi che corrono i ragazzi durante la navigazione nel web. Ha riscosso grande successo con i ragazzi dell'Istituto Pirandello di Porto Empedocle, e abbiamo affrontato anche la violenza di genere con i ragazzi in questo periodo, con i ragazzi del liceo Empedocle di Agrigento e con il liceo Mauro Lico di Messina. Devo dire che avremmo potuto fare molto di più, ma la pandemia ci blocca per certi aspetti, abbiamo ancora molte cose in cantiere e speriamo di poterle, con la speranza di poterle realizzare. Devo dire un grazie, il mio pensiero va al nostro governatore del distretto, al governatore del distretto 108 YB Sicilia, avvocato Mariella Sciammetta, che è la prima donna governatore Lions in Sicilia, che con sentimenti
di sobrietà, di gentilezza, con grande sensibilità, ci affianca, ci sostiene in questo percorso che devo dire è in salita, però questo servizio e il club, i componenti lo svolgono con il cuore, invitandoci a portare una carezza, portare gentilezza a chi ne ha bisogno.